Ma in fondo, va giù, noi, ma noi ce l'abbiamo botto, va giù. Noi siamo a Napoli, Napoli si trova in Italia, va giù. Noi siamo italiani, va giù, ma che stiamo a parlare, veramente, va giù, non so, ci stiamo a parlare. Cioè, ma stiamo variando, stiamo facendo seriamente, va giù. Vabbè, va giù, io vi saluto, bella a tutti ragazzi, beh, ritrovati in un nuovo video del Specchio Mercato, napoletano. Allora, va giù. Mo vi spiego una cosa. Se l'Argentina, ok, era in parità numerica con la Spagna e la Enzo Fernandez non faceva che la scemità nei tempi supplementari, va giù, la partita era portata ai rigori, va giù, la partita era ai rigori, non stavamo qua ai supplementari, la partita andava ai rigori, va giù. Senza questa espulsione da parte del giocatore argentino, la partita era ai rigori. Era ai rigori, tacita, era ai rigori, vai giù. Non parliamo proprio, cioè non abbiamo potuto dire niente perché se Spagna e Argentina erano in parità numeriche, vai giù. Finiva ai rigori come partita. E non dico io, non lo dico in Italia, perché ci sono stati pochi tiri nello specchio della porta e quei pochi tiri che sono stati avvenuti sono stati fatti fine del secondo tempo e pratica e poi nei minuti di recupero e nei tempi supplementari e basta, va giù, basta, è così. Nel complessivo, durante i 90 minuti, va giù, c'è stato poco sia dell'Argentina che della Spagna. Poi la cosa che mi domando io, perché di fa la stessa cosa che fa il Napoli, cioè con Milinkovic Savic, cioè mandare la palla all'attaccante, mandare la palla alla punta del momento, perché fai, cioè, non ne senti su sta cosa, stai facendo percepire che tu non hai un gioco, non hai una cosa, non tieni niente proprio. Questo che fai percepire dall'esterno. Questo, va giù. Poi, vabbè, ci sono stati dei falli sia da parte dell'Argentina, sia da parte della Spagna. Poi, per chi dice dove sta Messi, perché qua proprio mi sto scocciando proprio, già ho fatto il video, poi oggi è stata una giornata pesante anche al mare, che è successo un mezzo casino, ma non mi voglio stare a dilungare. Però va giù, Messi. Mi serviva in capo a tutto quanto, va giù tutti i giocatori che si stavano in mezzo campo, pure quelli in panchina, va giù. La Spagna non si è visto nessuno, si è visto qualche ispezione di Yamal, che io schifo proprio come persona, perché è proprio un presuntuoso, esagerato. Poi Fernando Torres, no, che sto dicendo, quello là che ha segnato, ma mi è venuto in mente Fernando Torres, ma sinceramente non mi ricordo neanche chi è, però va giù, sia per molti giocatori della Spagna, sia per molti giocatori dell'Argentina, non si è visto niente, cioè, non si è visto niente, non hanno fatto niente. Parivano molto accisi in mezzo campo, soprattutto l'Argentina verso i minuti supplementari. Cioè, io dico, no? Ma i cambi, invece di farli poco dopo iniziato il secondo tempo, farli nel sessantesimo, settantesimo, fanne due al sessantesimo, settantesimo, poi verso il novantesimo, l'ottantesimo, novantesimo, se vedi la partita che non si sblocca, praticamente vedi di cambiare qualcun altro, capito? Vai giù, cioè è questo. Vabbè, vai giù, io vi saluto, penso che me ne vado a dormire perché sto per morire, sinceramente, se sto per morire dal sonno, e vai giù, ci vediamo domani, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate della partita, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale e condividete con tutti questo video. Ciao, vai giù.